mese di giugno si è aperto con un altro atteso e importante appuntamento nei campi gara del Veneto, il campionato regionale di salto ostacoli. Competizione di inizio estate molto partecipata e con binomi di qualità, segno che la disciplina sta crescendo sempre di più. L'evento, ospitato in maniera impeccabile al Somma Campagna Equestrian Center, ha visto scendere in campo cavalieri ed amazzoni impegnati nelle diverse categorie. Per me è stato un grande piacere presiedere questa manifestazione, ringrazio la Presidente del Comitato FISE Veneto Clara Campese per avermi dato questa opportunità. Quello che ho potuto notare è un'ottima qualità dei binomi presenti che hanno dato il meglio in queste 4 giornate di gara. Il Veneto dimostra una grande passione, capacità e cultura equestre che sicuramente gli consentiranno di continuare il suo percorso di crescita a livello nazionale. Sul gradino più alto del podio dell'assoluto di secondo grado, Riccardo Frasson con Forpledia, promettente cavallo nato e allevato nella scuderia di famiglia. È un valore aggiunto questa vittoria, la soddisfazione di portare un prodotto di casa appunto a vincere un campionato, è una soddisfazione immensa per me, per lo zio che alleva, che vede il nipote cavalla nati in casa vincere il campionato, insomma è sempre una gran soddisfazione. Sicuramente una nota di merito va a tutti gli altri partecipanti di questo campionato, perché prima di tutto sono amici, li conosco, so che lavorano duro. Nel 2021 Frasson aveva partecipato allo stage con Michel Robert, nato per volontà del Comitato Regionale Veneto e patrocinato dalla FISE. Quell'esperienza in particolare, ci racconta, lo ha aiutato non solo a migliorare il rapporto con il cavallo e gli aspetti tecnici, ma soprattutto a gestire le emozioni nelle competizioni. Mi sono portato a casa tanta passione, più di quanta ne avevo già, e l'importanza della dedizione e dell'impegno nel lavoro quotidiano, perché fa la differenza in tutto, non solo nel nostro sport ma in tutto. Anni fa probabilmente non sarei stato così freddo, qualcosa si impara con l'esperienza e è servito tutto il lavoro fatto in questi anni. Al terzo posto Andrea Campagnaro, medaglia d'argento per Marco Della Valle. Il cavallo si è comportato veramente sopra le aspettative, quindi ho la fortuna di avere un buonissimo cavallo con grandi qualità, soprattutto a livello di testa, per cui è stato tutto più facile con lui. Devo fare i complimenti anche al direttore di campo Davide Gallo, che è stato veramente bravo a costruire un bel tracciato, per cui veramente è stato un piacere, insomma, per cui sono molto contento. Tutti d'accordo sull'elevato profilo tecnico del percorso, creato ad hoc con passaggi che hanno messo a dura prova gli atleti, ma che non hanno scoraggiato Alessandro Tiarca, vincitore dell'assoluto di primo grado, seguito al secondo posto da Nadia Ferrarese e al terzo da Laura Perbellini. Gli ultimi concorsi non erano andati al massimo, però sono molto contento, soprattutto dopo che non ero andato tanto bene alle selezioni per Piazza di Siena, quindi sono rimasto a casa, però è una bella rivincita. Bisogna sempre rialzarsi dopo i cattivi risultati, bisogna sempre rialzarsi per far meglio. Alessandro, giovane cavaliere promettente, dedica la vittoria a mio papà, il mio istruttore, e alla mamma che mi sostiene sempre, e anche ai miei amici che mi stanno sempre vicino. Soddisfazioni anche nella categoria Criterium secondo grado con la vittoria di Enea Donadelli, seguito da Virginia Argenton e Carlo De Landerset. Posizioni in classifica a parte, il campionato, che si è svolto in concomitanza con la competizione del Trentino Alto Adige, ha messo in evidenza l'ottima preparazione sportiva degli atleti veneti in tutte le categorie, dagli juniores ai children ai brevetti.